Ciao a tutti, io sono Alessandro Azzini e voi siete su Sardinia World. Oggi vi parlerò di guanti per la scherma storica. I guanti per la scherma storica sono uno dei primi step necessari per poter praticare la scherma storica in sicurezza. Nel caso in cui abbiate iniziato a praticare scherma da poco, non è necessario che abbiate dei guanti. Il guanto sì, protegge le mani, però è anche vero che rende più difficoltoso il maneggio dell'arma. Più il guanto è spesso, grosso e poco mobile, più difficile sarà per voi imparare a muovere nel modo giusto le mani nello stringere l'arma o nell'eseguire i colpi. Un breve esempio che vi posso fare è quando volete, ad esempio, girare la spada o mettere il pollice su, ad esempio, il piatto dell'arma, o semplicemente quando volete eseguire un colpo, dovendo quindi passare l'arma sopra la vostra testa e poi allineando il filo con la direzione che volete eseguire per il taglio. Posso assicurarvi che utilizzando dei guanti questo complica il tutto. Un tipo di guanto che io ho utilizzato soprattutto nei primi tempi, quando ho iniziato a fare sparring, è il classico guanto da lacrosse o da hockey. Questi guanti sono abbastanza buoni per iniziare a praticare la scherma, sono meno buoni quando volete iniziare a fare degli sparring o dei tornei di un certo livello, per vari motivi. Perché ad esempio hanno la parte laterale delle dita sempre scoperta, leggermente magari possono comparire delle placche a protezione del dito, però non sarà mai qualcosa di veramente protettivo. L'altra cosa che hanno negativa è che quando aprite e chiudete le dita, come potete vedere, si creano dei varchi. In questi varchi potrebbe arrivare la lama della spada avversaria e spezzarvi un dito, cosa che può assicurarvi qualunque schermidore accade molto frequentemente nella scherma storica. Hanno inventato da poco delle protezioni per le dita, delle protezioni in plastica che si possono comprare separatamente sul sito, ad esempio, della SPES, e sono queste cupolette, queste plastichine da utilizzare come copridito, come potete vedere, che pur essendo magari utili da un punto di vista della sicurezza e della protezione, non sono poi così tanto performanti da un punto di vista della mobilità. Personalmente ho risolto il problema, almeno per quanto riguarda il pollice, che è una, come potete vedere, delle parti più scoperte del guanto, perché se anche chiudete la mano, il pollice purtroppo rimane abbastanza scoperto per proprio una questione di design del guanto. Io personalmente ho ovviato la cosa con un bel ditale in materiale plastica. Questo materiale può essere modificato a piacere riscaldandolo, e devo dire che ho provato a martellarlo, a chiuderlo con delle pinze, e risulta sempre abbastanza sicuro. Ovviamente non è il materiale, non è adamantio, non è il materiale migliore del mondo, però ha un certo grado di funzionalità, soprattutto se si considera che non è studiato per la scherma storica e non è tantomeno studiato per proteggere qualcuno dalle bastonate o dai colpi di spada avversari. L'altra cosa di questi guanti è che, come potete vedere, sono molto ingombranti. Pur avendo una mobilità del polso abbastanza buona per questi movimenti, poi quando si tratta di ritornare superiormente è praticamente impossibile piegare la mano, ad esempio in questo modo. Come potete vedere, letteralmente il guanto non riesce perché c'è tutta questa protezione sul polso che ovviamente crea ingombro. L'altra cosa negativa di questi guanti è che, come ho già detto prima, sono molto ingombranti, quindi le vostre mani diventeranno come quelle di Topolino e praticamente qualsiasi colpo dato di spada, anche nel modo peggiore possibile o meno preciso possibile, probabilmente andrà, invece che a sbattere sulla guardia della vostra arma, andrà a sbattere sul vostro guanto, che in un torneo probabilmente vi causerebbe un punto in meno. Questi guanti sono, come ho già detto, buoni per iniziare a praticare scherma, meno buoni quando volete iniziare a praticare tornei e uno sparring un po' più serio. L'altro tipo di guanto che ho utilizzato negli anni è questo della Absolute Force.
Absolute Force, che ha prodotto qualche anno fa, ormai non sono più in vendita, questo tipo di guanto che io definisco a mano di pinguino, che aveva una certa potenzialità. Essendo il pollice così mobile è possibile metterlo in posizione, magari per chi pratica scherma tedesca, sulla lama, come potete vedere, e quindi avere tutta la protezione necessaria derivato da questo tipo di schermo. La cosa negativa è che non si possono muovere le dita, sono dei punti ormai che ritengo fondamentali in un buon guanto, e l'altra cosa però positiva è l'articolazione del polso, che come vedete con un ingegnoso sistema quasi diciamo a coda di gambero, ormai definito da me con un copyright, rende la mobilità del guanto abbastanza buona. La cosa che ritengo sia meno buona è il livello di protezione dato alla parte superiore della mano, che comunque non è a prova di botta. Provando con delle spade da scherma utilizzate intorno, effettivamente il colpo si sente, quindi è più un guanto che si utilizza cercando di evitare di essere colpiti, che potrebbe sì sopportare una certa dose, una certa quantità di forza, però non è assolutamente degno del nome che prende la ditta che lo produce. Altra cosa che è poi la vera debolezza di questo guanto è il sistema che ho già detto di mobilità del pollice. Pur essendo vero che il pollice è estremamente immobile, è anche vero che sui lati risulta totalmente scoperto, se potete vedere. E l'altra cosa ancora è che i materiali comunque non sono adeguati per una durabilità sufficiente. Infatti nel guanto destro io quasi immediatamente dopo un certo tot di pratica ho sia perso il pollice che l'elastico interno del guanto. Questi guanti quindi non sono così durevoli e non permettono una durata dell'oggetto tale da giustificarne il costo abbastanza elevato. So che è stata fatta una versione ulteriore di questo guanto, però avendo già provato il predecessore non mi sentirei di consigliare l'acquisto né di questo modello né dei modelli probabilmente successivi. Personalmente ritengo che il guanto da scherma ideale dovrebbe avere le dita mobili, una buona protezione per il pollice, che dovrebbe però, sembra un controsenso, essere altrettanto mobile, e almeno comunque, se non garantire tutta questa mobilità del pollice, cercare di proteggere al massimo i lati delle dita, il pollice e la parte del polso. In realtà, come aveva già fatto qualcuno, diversi guanti sembrano avere diverse componenti che magari assemblate tutte in un unico modello creerebbero probabilmente il guanto ideale. Di questo guanto ad esempio a me piace l'articolazione del polso, molto buona, il sistema di mobilità che hanno utilizzato nel pollice, magari rendendolo più protetto, una cosa che si può indubbiamente fare, però con dei materiali magari più resistenti. Altra cosa che trovo buona è la protezione dell'avambraccio, che però, come ho già detto in altri video, potrebbe andare a disturbare le altre protezioni utilizzate con ad esempio la giacca, come il modello che ho presentato in un altro video della Spes, che ha le protezioni integrali anche per le braccia. Cari produttori, cercate di fare un guanto che magari mette insieme le diverse potenzialità dei rispettivi modelli e che sia in definitiva una spesa da fare una volta e che non ci costringa a provare diverse soluzioni di volta in volta. Ciao e grazie!